Tanta è stata la solidarietà raccolta da cittadini, associazioni, imprese in questi mesi che abbiamo costruito un hub, un capannone dove raccogliamo tutto questo materiale ormai da tutto il nord Italia e da lì viene inviato in Bosnia. Solidarietà internazionale, due parole che racchiudono l'impegno che da 40 anni muove l'attività dell'ISCOS, l'Istituto Sindacale per la Cooperazione e lo Sviluppo, ONG promossa dalla CISL, di cui ora si è costituito il Comitato Regionale Veneto. Siamo convinti, ha detto il segretario generale della CISL Veneto Gianfranco Refosco, che per garantire le tutele e i diritti delle persone in Italia bisogna garantirli in tutto il mondo. ISCOS Veneto nasce in questo caso da un progetto iniziato all'inizio di quest'anno che ha voluto costruire un'azione di vera solidarietà per le persone bloccate sulla rotta balcanica, in particolare ai confini fra Bosnia e Croazia, dopo l'incendio che c'è stato a fine dicembre dell'anno scorso del campo di Lipa, che ha lasciato circa 2000 persone senza un tetto, al freddo, senza niente da mangiare e quindi a rischio proprio della loro vita. Sabato 18 l'inaugurazione del nuovo hub per lo stoccaggio dei beni, un capannone a Zanè in provincia di Vicenza che si candida a punto di riferimento logistico anche per altre associazioni italiane ed estere. In questi mesi le donazioni dei veneti hanno permesso di raccogliere vestiario e generi di prima necessità per quasi 1 milione di euro. Il problema che ci fa più paura è che fino a poco tempo fa arrivavano nelle rotte balcaniche giovani maschi che tentavano appunto di arrivare in Europa per poi cominciare a lavorare e chiamare magari le famiglie. Adesso, dopo l'esplosione dell'Afghanistan, stanno arrivando le famiglie con i bambini e nei boschi della Bosnia d'inverno si muore perché sono meno 15, meno 20, non si può stare così a guardare una situazione del genere. Quindi abbiamo questa preoccupazione e cerchiamo di attivarci. Ecco.